Il capogruppo del gruppo di Crespano del Grappa per un'importante festa. Oggi è il centenario di queste persone che appunto nel 1924 hanno fondato questo gruppo di Penne Nere. Qual è l'emozione di oggi e come si svolgerà la giornata? L'emozione è grande, io preciso che è il 100+1, data di fondazione riportata nel gagliardetto storico che abbiamo visto e quindi è scritto, l'abbiamo scoperto di recente, che ci hanno dato quel gagliardetto storico, che la fondazione è il 24 maggio del 1923. Quindi noi festeggiamo il 100+1 ed è scritto nei nostri loghi, nei nostri manifesti. L'emozione è tanta perché 100 anni non sono un'enormità, però è una storia molto, molto bella. La storia di tanti capigruppo, la storia di iniziative rilevanti come il Masso nel 39 portato nel 36 mi sembra, portato a Napoli in occasione della sfilata, la nostra baita che abbiamo inaugurato nel 1912, poi ecco, tantissime iniziative. E per quanto riguarda la giornata di oggi, quali sono i momenti più importanti? Abbiamo la fortuna di essere in parallelo con l'intitolazione di un giardino al Settimo Alpini e quindi abbiamo qui la fanfara della Giulia, il picchetto armato del Settimo con il comandante, e questo certamente sarà motivo di una grande festa, perché molti alpini di Crespano hanno fatto il militare al Settimo e molti della nostra filarmonica di Crespano hanno suonato nella fanfara della Giulia e quindi c'è questo attaccamento a questa istituzione. Abbiamo festeggiato giovedì, venerdì e sabato con delle manifestazioni serali, presentazione di un libro sul Grappa giovedì, un concerto con la storia degli alpini e un concerto della filarmonica venerdì, e sabato, ieri sera, abbiamo fatto le voci del fronte, la storia degli alpini, ed è venuta molto bene. È una compagnia appunto che fa questo tipo misto di canti e di teatro, però raccontando tutto quello che è le cose salienti di quella che è la storia degli alpini. Siamo 220 iscritti.